la prima domanda che io faccio al segretario generale dell'UGL Sicurezza, Raffaele Padrone, è questa. Vengono soppressi ovviamente tutti questi presidi e i poliziotti che fine fanno? I poliziotti sicuramente saranno integrati o nelle questure di provincia o sicuramente... La spending review dov'è? Ma infatti è questo che noi capiamo, anche perché... Spending review non c'è perché è come sopprimere, tutti si riempiono la bocca, sopprimiamo le province, benissimo, sopprimiamo le province e licenziamo anche i dipendenti. No, i dipendenti si tengono benissimo e vanno col contratto unico in Friuli Venezia Giulia dove percepiscono molti più denari di quanto ne percepiscono ora. Certo. Dov'è allora il risparmio? Il risparmio non c'è, anzi c'è stata una spesa. Le spiego perché stanno sopprimendo, come lei vede, tutti uffici di specialità, dove il dipendente per stare alla polizia ferroviaria, alla polizia postale, ha fatto un corso e quindi sono stati spesi dei soldi per dare la specializzazione a questo collega. Ora mi domando quanti soldi vengono risparmiati, giustamente come fa lei la domanda, se poi queste persone, giustamente, perché grazie a Dio non gli viene detto di andare a lavorare in Polonia a un prezzo diverso da quello di Pordenone, ma viene incrementato nella questura di Pordenone o la questura di Udine. Ma cosa succede? Che vengono chiusi quelle sezioni importanti come oggi la polizia postale, e non me ne vogliono i colleghi della polizia ferroviaria perché sarebbe il discorso lungo ma in 2 minuti non lo possiamo fare, ma venga soppresso un ufficio così importante. Oggi i reati sono per il 90% tutti online. E quindi con 700 denunce che vengono poste ogni anno alla polizia postale di Pordenone, io vorrei vedere il cittadino dove andrà a fare la denuncia, dovrà andare fino a Trieste da Pordenone. Bene, poi cosa scopriamo, direttore? La chicca, e chiudo, che la signora Boldrini ha preso 7 persone per seguire il suo sito internet, per le sue email, 7 persone della polizia postale 24 ore su 24.